Le imprese sarde sono sempre più tagliate fuori dai grandi lavori pubblici. Nel biennio 2014-2015 sono stati aggiudicati in Sardegna 1311 bandi di gara. Se l'80% dei lavori è stato affidato ad imprese sarde, solo il 36% della spesa complessiva, pari a 1,2 miliardi di euro, è rimasto nell'isola, mentre 761 milioni di euro hanno lasciato la Sardegna. È quanto denuncia in una nota la CNA, il cui centro studi ha analizzato l'andamento degli appalti pubblici nell'isola negli ultimi 2 anni. Ad appesantire il quadro il fatto che su 44 gare di importo superiore ai 5 milioni di euro, 32 sono state affidate ad imprese non sarde. Quanto alle ditte della penisola impegnate in Sardegna, la parte del Leone sotto il profilo numerico l'hanno fatta quelle laziali, mentre quelle lombarde sono aggiudicate le gare di importo maggiore. La CNA sottolinea che le imprese sarde praticano uno sconto più basso, che si attesta sul 22% contro il 28% delle imprese della penisola. Questo suggerisce una certa competizione sulle opere di maggiori dimensioni, cui le imprese sarde, per via della prevalenza di piccole e piccolissime imprese edili, fanno fatica ad accedere. Quello che emerge dalla nostra ricerca, sottolineano Francesco Porco e Mauro Zanda, segretario regionale della CNA Sardegna e presidente di CNA Costruzioni, è che le imprese sarde continuano ad avere molta difficoltà a ottenere i lavori pubblici più sostanziosi, per i quali rileviamo una concorrenza sempre più rigida che si riflette in un aumento dello sconto per aggiudicarsi i contratti più cospicui. A questo si contrappone un livellamento dello sconto praticato dalle imprese sarde, in sostanza non dipendente dalla dimensione dei contratti. È evidente, sottolineano i dirigenti della CNA, che per rilanciare il settore, oltre che gli investimenti pubblici e l'accelerazione della spesa, servono politiche industriali che incentivino la crescita dimensionale e i processi aggregativi del sistema imprenditoriale isolano.